Allora, diamo intanto la parola a Edoardo Dal Maso, che giustamente ha fatto un'osservazione. Noi abbiamo dei dati nazionali che non si toccano relativamente. Sì, cioè io penso che spesso in TV guardiamo, nei media, vediamo i dati nazionali e si pensa sempre che succeda altrove. Mentre ti porto i dati di Vicenza, che è una città piccola, che è una città molto ricca, che è una città al 9° posto nella classifica del benessere, quindi dove dici, beh, impossibile che capiti da noi. Quanti abitanti ha? 118.000, 119. In 4 anni di apertura del centro antiviolenza abbiamo avuto 866 contatti. 4 anni. 4 anni. Quindi un numero. E presi in carico attualmente 455, quindi vuol dire 110 persone l'anno prese in carico al centro antiviolenza vicentino in maniera totalmente trasversale, sia nelle fasce di età, sia nelle fasce di reddito, sia nelle fasce culturali. E con persone che arrivano evidentemente stremate. Intanto diciamo che il 67%, cioè il 70% sono italiane e il 30% straniere. E anche addirittura abbiamo il 70% sì, italiane. perché si dice sempre, ma capita di più gli stranieri. No, il nostro centro antiviolenza il 70% sono italiane, vicentine. E molte vengono dicendo sono arrivata tardi perché avevo paura di non avere un lavoro, cioè non avendo un lavoro non sapevo dove andare, avevo paura di andare via, avevo i figli a casa, non sapevo cosa fare. Molte vengono invece anche molto benestanti con un senso di vergogna, dicono cioè, io sono una donna colta, sono una donna autonoma, sono una donna benestante, sono una donna che lavora, sono stata picchiata per un sacco di anni, non ho avuto il coraggio di denunciare perché la vergogna di dire che nel mio ceto sociale succedono queste cose qui. Quindi la donna avvocato che viene, dico avvocato perché parlo della mia professione, ma la donna medico che viene picchiata fa altrettanto fatica di quella che non ha un lavoro, che molto si dice, beh, ma quella poveretta non va via perché non ha il lavoro. Chiaro. No, non va via neanche quella che ce l'ha, e che quella che guadagna tanto, perché in realtà sono due sensi diversi di vergogna, una perché dice io non ce la posso fare a mantenere i miei figli, e l'altra che dice io mi vergogno di aver sposato uno che mi ha picchiato, potendo scappare via non ce l'ho fatta. Quindi queste sono cose. Il 51% dei casi è fatto da maltrattamento, sono casi presi in carico per il maltrattamento da parte del partner. Poi seguono conflitti, maltrattamento da parte dei familiari, perché molte volte abbiamo anche gente non so, che è maltrattata dai figli, perché sono i figli tossici, il figlio alcolizzato che chiede denari ai genitori e li picchia per averli, magari quando questi dicono di no, oppure viceversa. Molestie, stalking, 8%. Il dato più strano in tutto questo è la violenza sessuale, 1,7%. 1,7% di violenza sessuale, perché in realtà da noi si rivolgono soprattutto quasi tutti quelli che, che subiscono proprio botte e maltrattamenti. Ricordiamoci però i casi di violenza sessuale invece a livello nazionale sono più alti, noi invece altissimi. li abbiamo molto bassi, si rivolgono proprio, forse perché proprio il centro antiviolenza si immagina proprio botte fisiche. Diciamo, per violenza sessuale poi si intendono le molestie, no? Sì, per la maggior parte. Molestie rientrano allora magari a livello nazionale hai un dato molto più alto, perché molestie sono molto frequenti nei posti di lavoro, così negli ambienti, e anche più facilmente denunciabili, non so, rispetto invece alla violenza psicologica o fisica di percosse e quant'altro. Poi io vorrei ricordare una cosa alle donne: quando decidete di denunciare, decidete di andare in ospedale di pronto soccorso, chiedete, se il pronto soccorso, perlomeno il nostro ce l'ha, ma so che moltissimi ospedali italiani ce l'hanno, chiedete il codice rosa, è importante, è una strada diversa, è una strada meno impattante, comunque che fa determinati tipi di esami per verificare se sta. Ecco, anche questo non si sa, prima avete detto un numero di telefono che lo ripetiamo, che è il 1522, numero nazionale. Esatto, il gratuito patrocinio, un altro aspetto anche per chi avesse uno stipendio sufficiente, però con la scelta eventualmente dell'avvocato. Il codice rosa è un altro aspetto. Soccorso, cioè sono tutte cose che molte donne non sanno e che devono sapere, perché finché non sappiamo, non riusciamo a veicolare queste informazioni nelle persone, moltissime donne rimarranno sempre vittime di violenza, rimarranno sempre e continueranno a perpetrare purtroppo questa vita infernale che è anche. Sì, infatti anche rispetto a questo sempre di più c'è formazione degli operatori sanitari nei pronti soccorso, no? Come ci sono appunto nelle forze dell'ordine, in cui molte donne che vanno al pronto soccorso piene di lividi dicendo che sono cadute dalle scale, no? E invece, e allora qua sta tutta proprio la sensibilità, la capacità, le competenze che hanno questi operatori di far parlare, no? di riuscire ad arrivare a quella che è la verità, e allora anche indicare qual è la strada per uscirne. Perché anche qua, quando io prima ho detto sì, scappano di casa, ma tante volte vanno al centro antiviolenza
non dicono niente, ritornano a casa, ma cominciano autonomamente un percorso fino ad arrivare appunto ad uscire, a lasciare il partner violento e io credo che è un merito, insomma, no, dei centri antiviolenza, che sono sorti poi in maniera assolutamente volontaria dalle battaglie delle donne degli anni 70, assieme a fianco ai consultori familiari, sono sorti un po' dappertutto e purtroppo stanno anche alcuni chiudendo perché come non hanno risorse le forze dell'ordine, non ci sono i braccialetti elettronici, anche i centri antiviolenza, proprio perché è sempre di più la domanda, no? Perché c'è sempre maggiore consapevolezza, per fortuna, mentre fino a anche solo, io dico 20 anni, 30 anni fa, le donne subivano anche meno, perché faceva parte della cultura, no? Che un uomo le picchiasse, mollasse uno schiaffone perché parlava troppo, non so, perché era una chiacchierona, o perché aveva fatto male, aveva messo troppo sale nella pasta asciutta, era assolutamente accettato. Dopo, grazie, io dico sempre alle femministe, no? Alle battaglie, a questo consapevolezza che c'è stata, no, nelle donne degli anni 70, sono anche cambiate. Quanto è un fattore culturale? Chiedo adesso a Luigi Sposato, perché è insegnante ma anche padre di famiglia e lavori in contesto di donne. Quanto è un fattore culturale? E quindi quante responsabilità secondo te hanno anche i genitori, la famiglia in questi ambiti, o l'atteggiamento stesso della vittima? Questo è un altro aspetto che diventa sempre fattore culturale, cioè quanto la famiglia insegna a trasmettere alla donna il messaggio di essere vittima, perché io noto anche questo, dopo chiedo anche a voi un pochettino. O al maschio di essere o al maschio di essere bravissimo. I ruoli sociali. Io ricordo quando ero ragazzo che a casa non facevo niente. Io ora a casa... Ma con delle sorelle, con la mamma? Una sorella, sì. Ma la sorella faceva tutto? La sorella faceva tutto, perché il maschio, no? Ecco, io alle mie figlie ora, quando io mi alzo, sparecchio, faccio, insomma, perché è giusto così. C'è il papà che mostra che non c'è... Sì, ma perché io non voglio che le mie figlie vedano il padre servito, perché a loro volta diventeranno delle mogli che servono, cioè bisogna essere coerenti nei confronti dei figli, perché è inutile dire no, non bisogna poi avere un comportamento, poi chi dice non fumare ai figli e fumano. Ma io un altro ragionamento volevo fare, Elena, perché mi sono domandato se è un discorso veramente culturale, perché è cambiato il ruolo, comunque si è molto modificato il ruolo del maschio in famiglia rispetto a un tempo. Molto modificato, ormai anche una volta non vedevamo i papà che portavano il carrozzino, adesso i papà portano con orgoglio, e quindi secondo me è molto cambiato. Allora mi sono domandato, ma è un problema culturale oppure un'altra cosa che spinge poi le persone a essere aggressivi? E quest'altra cosa, non dico che mi sono dato una risposta, però in parte forse sì, è che credo che sia una scarsa autostima della persona. Perché il senso di gelosia, in fondo è un senso di insicurezza, il fatto di perdere l'amore di una donna, di paura di non averne un'altra, e quindi è un discorso forse di autostima che manca all'uomo, è forse un discorso di autostima che manca alla donna, ed è per questo che si comporta da crocerossina. Chiudo, Elena. Allora un rapporto, forse qua qualcuno può spiegarmelo meglio, un rapporto è sano quando una persona fa la stampella dell'altro e quindi poi quando questa stampella viene a mancare crolla, o è sano ipotizzare che il rapporto di coppia sia un viaggio dove ci sono due corsie che ognuno va avanti nella stessa direzione? Chiaro. Avvocato Billa, faccio questa domanda, vediamo di rispondere tutti quanti. Sì, cosa ne dice? Ma rispetto a questa osservazione un po' in generale, conclusione, insomma, anche. Ma no, allora da un certo punto di vista condivido che il fatto che un rapporto sia sano nel momento in cui diciamo ci sia
un rapporto, un dialogo adulto-adulto, come anche volendo utilizzare. Transazionale lei ha studiato. Come? Ha fatto l'analisi transazionale. Qualcosina, però non sono psicologa, no, quindi... Io ok, tu ok, insomma. Esatto, no, però anche sempre questo tipo di analisi prevede anche situazioni di non necessariamente patologiche, di sostegno, come dire, no, stampella, io faccio... Certo è che nel momento in cui questo poi sfocia, quindi diventa cronico. Diventa cronico, esatto, si crea il problema e quindi la non accettazione poi del rifiuto che porta ad a conseguenze poi insomma che purtroppo conosciamo. Quindi è utile capire, anche avere una conoscenza di questi meccanismi per capire poi quello che... Come relazionarsi? L'aspetto dell'autostima. L'aspetto dell'autostima, in realtà non sono convintissima che sia proprio un problema di autostima, quanto più di lavoro sull'io adulto, tanto per tornare al tema. Un'ultima cosa, perché stiamo facendo il giro conclusivo. Le chiedo, dal punto di vista normativo, c'è una carenza, come chiedevo un po' prima all'avvocato Fratellone? Allora, in realtà... Per quel che la riguarda. Sì, in realtà condivido l'opinione del collega nel dire che molto spesso, sicuramente si può migliorare, però c'è anche proprio una carenza dal punto di vista dell'applicazione di quelle che sono le normative. Quindi forse bisogna fare un corso anche ai pubblici ministeri, ai giudici. Io credo che tutti debbano, quando parlavo di collaborazione fra operatori del diritto, sia necessario proprio anche questo. E forse le istituzioni dovrebbero sensibilizzare in questo senso, di coinvolgere queste figure, perché altrimenti ci troviamo monchi, insomma, se tutti lavorano, però poi alla fine chi deve decidere, chi autorizza la polizia, le forze dell'ordine a fare certi interventi, ti tira un passo indietro, c'è poco da fare, il sistema resta caduco, no? Io credo che bisognerà comunque lavorare molto sulla prevenzione, non abbiamo parlato di prevenzione qui oggi. È un problema sostanzialmente culturale, io credo, perché la cultura ha sempre legittimato un certo tipo di comportamento degli uomini, no? Quindi adesso che c'è la consapevolezza delle donne di essere una persona, quindi con delle capacità, con delle competenze al pari dell'uomo, ovviamente questo delegittima una certa modalità, un certo comportamento. Quindi se noi non facciamo prevenzione è un po' difficile risolvere questo problema, perché abbiamo sempre parlato di interventi post, no? Ecco. Come si fa la prevenzione? La prevenzione si fa ovviamente agendo sulla cultura, che quindi è un processo molto lungo, ma anche agendo sugli uomini maltrattanti. Infatti sono nati tanti centri per gli uomini maltrattanti. A Padova ce ne sono. Quindi funzione anche rieducativa, quello che diceva prima. Faccio una domanda, adesso non so se c'è qualcuno che può rispondermi, non credo in questa sede, ma vorrei che chi ci ascolta magari potesse riflettere. Perché nel momento in cui la donna non denuncia, al di là poi della verifica se la denuncia perché ci sono tutti i termini legali, ma su questo ci sono gli avvocati, perché non inserire immediatamente l'uomo in un percorso riabilitativo? Quindi fare delle convenzioni con le ULSS, in modo che questi uomini che hanno questa denuncia, facciano un percorso. Poi sono effettivamente uomini maltrattanti, ma lo verificherà la chi di competenza, lo specialista. Quindi già questo potrebbe essere, ovviamente, percorsi obbligatori, perché se non si rendono obbligatori questi percorsi... Come serve per avere la patente, insomma, stessa cosa. Perfetto, grazie. Velocissime, Pilla, un'osservazione, Valeria? Una considerazione. Mi chiede, intanto io credo che siano molto più importanti i centri e più efficaci i centri che le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine ne hanno già tantissime da pensare con altre cose, poi perché giustamente la forza dell'ordine non ti può seguire in casa, al lavoro, dappertutto, cioè non può diventare la tua guardia del corpo, quindi sicuramente possono avere più aiuti dai centri, anche col codice rosa che attiva poi tutta una serie di psicologi e persone che si attivano versamente con la persona.
E poi credo che gli uomini sostanzialmente si sentono sminuiti da queste capacità che hanno acquisito le donne e quindi non accettano tutti accettano questa situazione, tra virgolette, sconfitta, e questo è un gran... E quindi reazione con violenza. Sì, questo potrebbe essere una risposta alla provocazione di sposato. Bettella. No, l'invito è, ricollegandomi agli ultimi interventi, che comincino gli uomini a parlare di questo problema, perché le donne sono da tantissimo che ne parlano, le donne sono le vittime, e allora, siccome invece il problema è la violenza maschile sulle donne, bisognerebbe veramente che gli uomini cominciassero a interrogarsi. C'è un'associazione maschile plurale, che c'è anche qua nel Veneto, che però secondo me avrebbe bisogno di essere rafforzata anche dalle vostre iscrizioni. Proprio è importante cominciare a parlare, che voi ne parliate fra di voi e trovare voi il modo di parlare con altri uomini, perché tante volte un uomo maltrattante ha bisogno, come diceva, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di essere aiutato. Noi fra donne ci aiutiamo, ci siamo aiutate molto spesso, magari indicando percorsi alle nostre amiche più deboli: vai dalla psicologa, vai, fatti aiutare, una cosa trasversale, chiarissima. E dovete cominciare a farlo voi, quindi questo è veramente un invito, un suggerimento, forte. Perfetto. Chiusura, l'osservazione l'ha fatta prima. Guarda, concordo con la collega che sicuramente il nostro prossimo passo è quello di agire sugli uomini maltrattanti. È il nostro per forza passo, che ormai abbiamo, diciamo, tutto il resto abbiamo abbastanza coperto, siamo riusciti a creare una buona barriera di difesa. Dobbiamo agire su di loro. Un consiglio che do ai comuni invece, e che è quello che abbiamo fatto noi per salvare il centro antiviolenza, abbiamo fatto sì che il 5 per 1000 devoluto al comune di Vicenza viene interamente dato al centro antiviolenza. Questo serve per fare la prevenzione nelle scuole, per fare la formazione dei professori, per fare tutte queste cose qui che se no non si potrebbero fare perché non ci sono abbastanza fondi. Due cose velocissime. Una, sicuramente il fenomeno della violenza rivolta verso le donne è il fenomeno principale e chiaramente sarebbe banale e stupido non riconoscerlo, però mi preme sottolineare che ci sono tante altre fasce deboli che sono colpite da fenomeni di violenza di cui sono responsabili o protagonisti anche le donne stesse. Mi riferisco per esempio ai fenomeni di bullismo tra le ragazze o dove ci sia la presenza di ragazze. Quindi attenzione a non, come dire, polarizzare troppo l'attenzione su fenomeni attribuendoli solamente ai maschi, non perché voglia, come dire, emendarmi di... riconosco che la nostra formazione culturale è una formazione culturale di tipo maschilista, diciamo così, di cui però, perdonatemi, mi sono responsabile le stesse nostre mamme, no? Stiamo parlando dell'educazione familiare. Anch'io sono cresciuto in questo modo, anche se anch'io cerco di atteggiarmi in modo simile al professore. E detto questo, per rispondere alla signora che esortava a rivolgersi ai centri di antiviolenza, e io sono molto d'accordo, però ricordiamoci che per poter poi dopo proseguire l'attività giudiziaria, per quindi concludere, è necessario dare alle forze dell'ordine degli strumenti e delle risorse necessarie per poterlo compiere in maniera adeguata, ed è evidente, concordo, che qui vi è una formazione di carattere professionale, di carattere più ampio di tutti i protagonisti del diritto, dell'esercizio del diritto, che deve avvenire, perché è evidente che forse qualcosa di meglio si può fare anche nell'applicare la legislazione attuale. Credo che abbiamo anche collegato l'avvocato Fratallone. Una conclusione, avvocato? Sì, io condivido assolutamente che lo Stato deve riservare delle risorse per le forze dell'ordine affinché queste possano pattugliare le zone dove ci sono persone che hanno denunciato fatti di questo tipo e avere la disponibilità anche per le caserme dei carabinieri nei paesi più distaccati di poter intervenire anche in orari usuali. La seconda osservazione è che se in base ai dati Eurostat, quindi dati ufficiali, in Italia negli ultimi anni non è aumentato il tasso degli omicidi femminili, che è sostanzialmente stabile, ma sarebbe aumentato il numero di articoli giornalistici che ne parla, io dico che questo aumento del numero delle trasmissioni, questa compresa, serve a una presa di coscienza di tutti i cittadini, anche degli operatori, affinché questi fatti che costituiscono reato vengano denunciati, perché se l'Italia è al di sotto della media europea non è perché in Italia ci siano meno stalker o meno uomini che commettono fatti di violenza,
è perché le donne hanno paura di denunciarli, o se denunciati non ottengono quella tutela che vorrebbero. Ricordiamoci che le donne si possono difendere facendo dei corsi di arti marziali, utilizzando anche solo in casa lo spray del velocismo, quello comprato in Italia e legittimato dalla Commissione consultiva del Ministero dell'Interno. Grazie della precisazione, perché altrimenti è rischioso. Certamente, sono leciti quelli di cui al decreto ministeriale 103/2011, quindi non qualsiasi spray del veloncino comprato in internet, ma solo quelli dichiarati appunto legali, e anche questo può essere un modo per reagire secondo le regole dell'articolo 52 del codice penale, quindi con una reazione proporzionata, adeguata, quando il pericolo è attuale, concreto, imminente, però reagendo, perché l'ordinamento ti consente, cara vittima, di reagire. Cioè, avvocato, siamo un attimo solo un secondo. È cambiata la normativa sulla legittima difesa recentemente? Su questo punto no, ci sono delle proposte anche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura agli atti del Parlamento, ma il grosso problema è quello della legittima difesa che avvenga in casa con l'uso di armi legittimamente detenute, dove il legislatore aveva eliminato il requisito della proporzionalità tra reazione e offesa, e invece poi la Cassazione continua a ribadire: guardate che vanno valutati tutti gli elementi. Quindi alla fine è stata una riforma legislativa che non ha portato a granché, quindi si potrebbe ancora fare qualcosa. Va bene, grazie avvocato di essere stato con noi, anche se solo telefonicamente. Noi siamo giunti al termine, io vi ringrazio dei vostri interventi preziosi, speriamo che... una battuta velocissima, sì? No, solamente che noi questa sera abbiamo parlato di mancanza di rispetto dell'altro, che spesso si parte dalla violenza, ma si estende anche al mancato rispetto delle opinioni degli altri, vogliamo convincere gli altri, vogliamo zittirli. Ecco, forse se noi fossimo più rispettosi degli altri e non ci considerassimo come il centro del mondo, forse tante cose, tante diatribe potrebbero essere dei corsi, ognuno dovrebbe andare dallo psicologo, sì, nelle osservazioni fatte appropriate. Comunque anche nell'ambito della famiglia stessa dare degli esempi importanti per dare una cultura ai propri figli diversa, quindi il salto di qualità, questo potrebbe essere altrettanto significativo. Noi cerchiamo di sensibilizzare tutte le persone parlandone, effettivamente cercheremo di farlo anche in altri momenti, giustamente non solo quando c'è la ricorrenza, anche se quella è un po' da stimolo per tirar fuori determinate tematiche, per avere anche gli ospiti che sono prontamente intervenuti. Grazie a voi di averci seguito, vi lascio dopo la pubblicità a Quinto Piano. Grazie, buona serata. Grazie.